Max Holloway. C'è una ragazzi no, sto cazzo come te, non mi piace. Ah, come non lo vedi? Ah, scucciate le guarda che persino. Ma perché? Ah, mi sono sbagliato. Piaciuto? Dai, bella. S'ingazzò. Faccio Superman. Okay, well thank you. Okay. Bye bye. Lucio Tosco, ciao Baga, grazie mille. Ah vai, a doppio montante ancora in piedi, veramente. Bello. Ah. Troppo lontano. Già. Stende tra un po'. Non lo so, ma guido come fa a essere credo. Dai. Bastardissimo. Ecco, faccio magari gara stamina a terra c'ho. Bello. Come sei a terra, un bagare. Ah, ciao un bagare, sono siciliano, provincia di Siracusa. Figliozzo, tu sei messinese. Per quello che mi posso ricordare almeno. Vabbè, andiamo in sottomissione, qual è il problema? Poi c'è capace mi sottometti, non lo so, però dai, andiamo. Troppo mi sono mosso io. Ok. Finita. Ah, di Catania, figliozzi di solito da indesolire a Messina. A Messina, Catania sì. Di Portopalo sogno, vai. Figli sto camere. Bastardo. Bello, bellissimo. Non ci posso credere niente. Ui, che cazzo è successo? Ho perso, per un attimo lo schermo ho perso. Che cazzo è? Perché mi salta lo schermo? Non ha fatto mai sta minchiata che devo fare ora, bello. Mi ha massacrato sto gesto. Bravo. Si è fottuta la partita, mi ci gioco le palle.
Vai, visto tutto. Si è fottuta la partita. Una cosa che ultimamente fa troppo spesso nell'online. A un certo punto fa così, ora finita. Vaffanculo, va. Vabbè, alla prossima. Tu giochi o segui l'MMA in generale? Un bar Lucio tosto, un bar. E nobody let me the only one. Bello. DJ Killer Show. Già Brandon Moreno ha fatto un incontro contro il brasiliano, contro Figueredo. Ci spaccavo il culo. UFC MMA, bare. Conor McGregor. Tipo è Cristiano Ronaldo tipo dell'MMA, Conor McGregor. Se conosce io forse hai visto qualcosa magari. Su DAZN lo fanno UFC. Si è visto una legnata. È la simulazione di UFC. Dello sport reale MMA un si pistano. Vai Moreno. Right, so the fight is now underway. We'll see how long it goes. You've got a submission specialist on one side, and on the other side, maybe the most well-rounded fighter in the Yeah, he's one of the best fighters in the entire Il cavaliero indianista aggressivo. Aggressivo. across all divisions in the octagon. Sta andando quindi. He has is so good that you're in danger the entire time. Good series of punches by him there. He has been busy throughout. He's doing a great job with the hands. Aggressivo. Si può tenere. Sto merda. Punches blocked. Nice punch there by Moreno. These guys throwing early. Oh, and he got tagged by that combination. His coach said on Thursday to us, it has to be punches. Ah no, che minchia faccio? Has to be volume. Minchia, è Mastino che sta comunque, Mastino. Ma striking è Mastino. Accuracy of this fighter is truly unbelievable. Non si può tenere lo striking. Left and then follows it up with a right. Nice 1-2 punch there by the assassin baby Brandon Moreno. Lo stesso baby. Ehi, Big power minchia, shot però there. sta spammando come pazzo. Oh, big stick up top. That's another one. Così, giusto. Però mi pistavo. Well, he continues to do a nice job here defensively. Non mi si è comodato in terra, vai. And look at that. Pick Abbiamo un terra. perfect. Got to the leg, got to his position, got No, another. serve finire. Serve finire, vabbè. All right, bottom fighter here, maybe looking to hip escape, DC. Now try to hip escape. Ui, la sottomissione la portavo. Off the bottom. Minchia, fatto bravo, mi sa. The Kimura is not the arm, it's the shoulder pressure that usually makes you tap. La posso fare, ce la posso fare. Se ma io che non faccio minchiate, minchia sì che calmo, cavolo, calmo, perché sennò se non fai fuori i ciclieri da noi. Ah, no, c'è, lo sakbam. Well, he continues to manhandle him here on the ground. And they both stand up. Oh, that was nice, John. That was nice. What a takedown attempt. Avanti. Andiamo di Under a ancora. minute to go. Oh, nice job working hard, posting and getting back. Ah, Citta e Mastino, che questo non si può tenere. Misses with the jab. La stessa mossa mi ha fatto Treading dopo. water now. Gotta find a way to move those feet. Niente, che mi può portare. Oh, he gets the takedown late in the round here. DC. Dai che mi può portare un maledetto. Very useful when it comes to the scorecards, but also a testament Dice ora, to his conditioning and come his vedo in cardio. terra 2 all'ora, dice vabbè si accapava un po'. Submissions, he throws the legs up. Oh, and there's the horn at the end of the round. How No, no, lo sai che questo sport lo conosco come greco e so anche che ha perso con Khabib, sì, assolutamente. saved by the bell.
Rombo tutto. È forte, non è scarso. Uno striking, cioè nella box, ok, è forte. Non capisco se ci fa o se ci è. Cioè, nel senso, se sta scacciando un bottone a muzzo e mi stai facendo pistare in testa di minchia, o se è bravo per davvero. Aspetta, un bar. Ah, sì, ok. Io ho molto più danni di lui. E dalla destra io martoriata. E dalla destra martoriata io. Ah, se lo piglio niente, poi come lo faccio, che cosa. So, dai, mi si fece da me. Mi si fece da me. E io che reagisco perché sennò qua. Cavolo, minchia. Proprio te pressano in una maniera assurda. Minchia, stavo partendo con una parata io. Mi si fece. Mi si fece. Non riesco proprio a counterarlo, cavolo. Non riesco proprio a counterarlo. Ora si sta divertendo. È forte, che cosa, non c'è niente che dirci. Oh, bella schivata. Minchia. Bella schivata. Vabbè, ora si fotte il gioco, ma il match era suo. Ah, non si fotteva, anzi. Ah, sta mostrando rispetto pure. Non mi fa avvicinare. Ok. Sì, mi scassò. Q9 C9P, ciao, pare. Forte, minchia. Una pressione assurda. Forte. Forte. Buono. Non spaccava, faccio con la ginocchiata. Andiamo avanti. Dati incontro, vabbè, mancata ma martoriato. 52, 32, 96, 49, c'è un doppio che è mio, va. Un doppio che è mio e un cognato. Sì, grazie mille, tu tutto a posto? Vecchio giocatore di Conan, mi ricordo. Minchia, un mastino, una pressione assurda. E lì è brutto quando non riesci a counterarlo. Lì lo dovresti counterare con il movimento di testa. Ma un cazzo, non mi ha dato manco tempo di pensare. Vai. Un grande classico Ferguson Masvidal. No, non più, più che smanettato ci ho proprio lavorato. Circa un anno e mezzo. Poi ho lasciato perdere, ho cambiato settore. Sì, adesso ho visto c'è stato di nuovo il boom e quant'altro, nuovi limiti, nuove vette, però non mi sono interessato, so che il Bitcoin è arrivato a 40.000, adesso dovrebbe essere stabile sui 35, ma come l'ultima volta che l'ho visto se non ha fatto di nuovo il botto, o se non è cascato tutto come è successo 3 anni fa. Merda. Non mi entra, Dio Cristo. Ah, se ti piglio. Bastardissimo, vieni qua. Minchia, stamina.
Vai che a terra, vai che a terra. Ah. Suga. Ah, peccato per l'ultimo colpo. Devo giocare meglio l'ultimo. Ah, bravo, 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 bella. Magari mafia però, non pare. Resistenza, resistenza. Ehi. Ah! Bello. Ah ah. Ah! Se mi piglia mi sicca. Resistenza 0. Bello incontro però. Già siamo più equilibrati. Oh! Tutte e due la stessa cosa, è arrivato il suo. È arrivato il suo. Minchia. So chi stamina hai sprecato io. Cazzo. Che da scando a fare l'ultima seconda, merda. Sì, io traffico solo quelle utilitarie, non quelle speculative. Comunque è fatto bene sto gioco. Sì, il gioco è fatto bene, una bella simulazione dell'MMA, dello sport reale, diciamo, ecco. È bellissimo il gioco, lo so. Io mi sono avvicinato all'MMA da 3-4 mesi. Metà di match, va, dalla visione, in poche parole. E poi ho scoperto il gioco. Ce l'avevo sul pass su FC3. Poi proviamolo. E mi era intrigato. Poi uscito il 4, me lo sono comprato. E oggi sono ingioppato, va. Non sono fortissimo, però mi c'è un chip, mi alleno, mi faccio, mi rico, combo, chiedo l'altro. Poi c'è un bel circuito online, proprio le card, tutte le settimane ci sono le promotion, con incontri. 2 top 10 Lucio su Siciliano con top 10 mondiali. Uno è Messina e l'altro è Palermo. Di Messina non sogno sicuro se è Messina, ma poi Messina e l'altro è Palermo sogno sicuro. Come da io, quasi tutti i sì. È veramente bello, telecronaca, cose, c'è un torneo di sport proprio ufficiale dell'UFC, dai, non ti fottere. Ma perché porco dio fa sta cazzo di cosa io non lo capisco. Gli ha preso proprio a ticchio stasera, gli ha preso. Non si sta mai sta cosa, cioè è un bug sta cosa, non può succedere sempre. Lo scappoletto che si è fatto una certa, buona serata e buona stream, grazie, Bare, ciao ciao. Che cazzo. Ah, bello match, che sta anche equilibrato, diciamo, dai. Bello fight. Sì, comunque se ti appassioni all'MMA, poi il gioco viene praticamente di conseguenza di Championship. Perché c'è qualche bug, qualche minchiata. Prima lo facevano una volta ogni tanto, ultimamente lo faccio spesso. Speriamo che col prossimo aggiornamento la tolgono questa minchiata. Cioè, una volta ogni tanto ci può stare, ok? Ma come hai visto quando ho fatto 5 match, 3 hanno fatto così. Mi se mangai, io masce mascupurai. Okay. Okay, well, thank you. Macho, Bye-bye. thank you for the follow. Mi se mangai. It is a welterweight matchup between Tony Ferguson Giorgio Masvidal. Bred Masvidal. You ready? You ready? Ninja Dan Miraculiotta, questo italiano.
l'arbitro. Io Red, figate. È vicino, non va, non scandare, non sono un pezzo di merda. E ti tocco il guante per le piste. Vabbè. It's a great arena. It's a beautiful arena, but one that I would gladly never step foot in again. Allora, oh, aspetta, a Only guy to lose 2 me aspetta, bastardo. in this pit Fai l'attendista in bar. of what is called the Honda Center. No, fantastic arena. It does not work Ai. for me. Già. Oh, nice offering there by Tony Ferguson. We'll see if he can follow it up here, champ. I mean, he usually does. He does not let guys off the hook. Ah. He is a guy that has a killer's mindset. When he gets you hurt, he's looking to finish. Bello il momento di testa, Gioia, mi è piaciuto, un buono, mi è piaciuto. All right, so a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be. And if you Questo do è that, bello, most gancio. shot. Ehi, perché dopo la fetta che su dopo andare a panza, ma capito, eh? Ora ti giuro, se ce la finisce. Non ancora, Trying the flying knee there. già che andare a panza ti sfascio, Dio Cristo. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. Bellissimo. His opponent Ma che fai, Pietro? Dopo una parata di rissa fai Pietro, sparte. Mi ha fatto spiegare, non so chi stamane però, bastardo. now goes Da chi stamane non mi ha fatto spiegare. down. All right, so he postures up here and now figures to rain down some ground. E i ship in terra, in bar, se non ti sai difendere in terra sono cazzo tu, a me non mi interessa. Ti insegno. Ti alleni, fai un po' di palestra e ti insegno a difendere in terra. Come mi hai insegnato io. Non hai capito, e che sei stato cioccoglione? Non penso che sia stato cioccoglione. Bravo, stai che grazie. Bravissimo, Fighter reverses position there on the ground. bravissimo. Unbelievable position change. Wow, what a transition. Allora, non ci cagare cazzo. Vai. Ah, recupera Tony. Sto cazzi. Over strikes. Now landed for Tony Ferguson. Ferguson's kick attempt there blocked. Suca. Ho modo tutto con la stessa minchiata. Su che la cavavo. Bella. No, he is on speed street right now. He's seeing Tweety Bird over the top of his head. When you take a Oh, per quando si è accanziato. Assurdo. Voglio fare la chiusura che mi sfidare, voglio fare. Anche ti scande in bar. Scande. Ah. Ti scande che ti faccia la pelle. E sì, merda. Ah, bello incontro, dai, equilibrato. Bello incontro. high-level striker. I mean, this is what people come through the doors to see. Two men stand on a quarter. Bello bloccato il gioco. Second round now, Tony Ferguson and Jorge Gamebred Masvidal. Che aspetta, un bar. Bravo. Bello, la parai. Swing and a big miss. Ah, ginocchiata da Masvidal, dobbiamo fare, capito che esperto. Straight right. Ah, sei esperto. Non è che dai spunnate, sta bastardina io. Non è messo. Vaffanculo. Dio Cristo. Again, the What a fight! aggressive with his onslaught. He wanted to make sure he kept E the che judges cazzo out è? of the equation. Mission accomplished on that front as he gets the TKO victory here tonight. TKO. Bello. 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 Dai che bello. Boom. Bello fu. Bello gancio cosa nisso. Bam. Official decision. Attore, forse volevo fare la riuda. Se sa accorre. Ah, no, di accorrere la riuda. Era come bene o male la mancugnato, va. Vabbè, ok, il numero gli ha dominato, ok. E c'è 9 per gli orici. Però dai, non era male. La voglia, c'è macello. Ok.
più forti. C'è macello nel stile, compare, c'è allenamento, c'è la palestra, cioè veramente se vuoi giocare bene, se tu vuoi giocare che fanno veramente i top 10 mondiali, no? Per esempio si sfidano fra id e poi da id ci sono gli eventi e cosa va. Ah, tipo UFC, la stessa cosa, tipo che da reale. Veramente loro tecnicamente proprio pare dire un incontro vero, va, e t'allenare, ti insegnare tutti i combo, a fare sessioni in palestra, per insegnare i combo, t'allenare, tipo, tipo che hai visto te a combattere per davvero. Che ne so, vabbè, faccio questo, forse un altro, perché e poi muoio al cucco. Boh, è imbarazzante. Come non vedo mi su che badde. Boh. Ah, con questo c'è giocato già Andorra, questo mi ha massacrato. Andorra. Che credo che mi ha massacrato Andorra, può darsi. Mi sta facendo un troppare magari a mia. Boh, dovrei che è PlayStation o Xbox. Che se c'hai l'Xbox sul pass c'è il 3. Tanto provo 3. Se ti piace e allora ti pigli automaticamente il 4. Perché nel pass che è gratuito. All right, coming up next, a featherweight matchup between Max Holloway and Hai visto Max Holloway ha fatto un match settimana scorsa. Oh, come settimana scorsa? Non è stato sabato. Assurdo. Merda. PlayStation ti tocca accattare la tiro, che manco tempo. No, poi sarà bloccato adesso. Herb Dean. Mi aspetto se pigliato a McGregor. Ora mi immagino. Guardate. Immagino. this round one, the rematch between Conor McGregor and Max Holloway, a couple of future Hall of Famers, but a big spot as Holloway tries to exact some revenge. I mean, it was a big fight when they fought as kids. Now they are grown. Wow! Right now for the right to maybe earn a UFC championship Aye. or to just add to what both have are very stellar legacies. Really using his reach advantage there with that punch, DC. Mi pressavo. Stay busy and he continues to land with volume punches. Mi presso, maledetto. E poi con McGregor. His opponent squirming like a fish out of water now. The ground and pound is on point. Mollami, coglione, mollami. Che ti piglio pugnando la faccia. This young man is as good as any you've ever seen. Scusa. Ai. Non mi molla. Un bastardo. Here by Molla, McGregor. porca puttana, molla. Big kick land. And both guys really throwing with authority. Nice combination there by Conor. Pretty good job to find the striking range there. Conor is one of the best strikers in the UFC, and it's all Dai. Right up the gut, DC. He's in a world of trouble now. they say the straight are the ones that get there first, and it got right to the target. Ah. Total strikes have now landed for Conor McGregor. He's giving him so many different things right now. Ma perché? Perché sto caucio sbagliato? Oh, straight right. Ah. Dude's hurt. Serve him up. Go get him. And another big kick for Max Holloway. Io un pugno e mi sicca, la PlayStation non lo so quanto costa. So that he doesn't get finished. Non lo so, potrebbe costare una quarantina, non lo so, un po'. Oh, nice right hand. Starting to do some really significant damage to the body. Io mi massacravo, proprio una macchina da guerra. Right. He deserves this move. Don't finish this fight. Under a minute now to go. Timing his shots pretty well here early, DC. He's doing a great job of mixing things up. Una macchina. Busy, being very active. Big punch lands over the top. How's he gonna follow?
No, mi c'è un pugno ma abbiamo terra, è incredibile. Start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. 4 ce l'ho incugnato ora. A me lo credo un massa una volta. Ecco. Ai ai. Ai, stammi in terra, stammi in terra. È forte, Mbar, è forte. È forte. Poi con McGregor minchia dello striking, dopo girato è imbattibile. Reed è forte. Sa mixare bene colpi in pancia con colpi alti. Sa pressare, sa tenere a distanza. Forte, forte. Kept plodding forward. He got off of his butt. He got himself off of the canvas and tried to get right back to work. But he cannot take many more of these. You don't want to. Cioè io che vuoi dai pigliato, magari c'è un ci faccio, io un Derrick, no? Vabbè. All right, here we go with our second round. It is Max Holloway and Conor McGregor. Ma pezzi di merda. Quando mi va a toccare, se può piacesse, sì. Se può piacesse, sì. Holloway not having it. Gli dice va bene, dice, ha provato a portarmi in terra, dice, e ora dice io ti crincio tutto il tempo. A lot of shots to the midsection. Capito? Dice ora che canto faccio muovere. Se la pigliavo a mare, se la pigliavo. Se la pigliata a mare. Man, is he timing his shots well here tonight, DC. It's hard to recall him being this accurate in the past. Okay. La pigliavo a mare, la cosa che fine c'è un pare. He's also keeping very busy. Pigliato mare. His opponent could be out of here soon, DC. It's almost done. I mean, when you get hit with a shot like that, you don't know whether to run, hide, grab, or wrestle. He's confused. He's as confused as he was on his first test in elementary. Showing no signs of slowing down. Dai. Ciao Ago. Io succhino hype, bye. È forte, Lucio, è inutile che girarci intorno. È forte. C'è gente che ci gioca dal primo UFC, bye. Parliamo che 7-8 anni fa, pensa. Bravo, rispetto. Molto forte. Te pressa. Non riesce a farci un cazzo di danno. Tu non riesci a trovare lo spazio per colpire lui. Okay. Okay. Well, thank you. Carolina Bye. Karasrevich, non lo so. Thank you. Che è molto forte questo qua. Come Ago, che dice a bambina? Modalità biberon, non immaginavo. Non immaginavo. Devo fare lo streamer dei neopapati, puoi mandare sto format, in attacco verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, per tutti quelli che non si c'è dormire la piccerina. E vi tengo compagnia. Nuovo format. A me mi piace Paquita, ma... Io scusa, scoppo... Oh, ma... Figueredo si pigliava che... Currao Figueredo. A Currao Figueredo si pigliava che... Coming up next, a UFC flyweight division matchup. Che visual, non immagino. You ready? You ready? Rispetto a un bar. Alright, so the fight is underway. We'll see how it plays out. It's a pick'em fight according to Las Ehi, Vegas. Really hard almeno conosciamoci un po' prima, un bar. film from either guys in their UFC careers. I feel like Io aggressivo sì, un bar. Aggressivo. Sì, aggressivo un bar. Da una tocca, da una ondata, un bar. Io sono scovato un bar. Ehi, minchia, che sto aggressivo forte, oh! Minchia, oh! Ma chi stamane non giocava mai? Oh! Come ho fatto? Porco Dio! Ma rompere i coglioni! Ma rompere i coglioni, forza! E che cazzo è? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Ha rotto il cazzo, ha rotto! Merda che sei! Merda che sei!
porco. Insist on bringing in Tom Brady. Stop it. John, stop it. Back and forth we go. Una forte gol, vai, ci fu. Beautiful punch. Oh, bella. All right, so 1 minute into the fight, we've got a full-on brawl here, DC. Ah, sono piglio. Not necessarily for the gas tank if this thing goes much longer. Not great for the gas tank and not good for Ehi, the target. sto cazzi cringy in merda. Somebody's going to sleep. Cazzi cesso, che scringiami. Doing real damage. Cazzi in merda. To that kid. Ah, come non lo piglia che c'aveva la faccia libera, ragazzo. Good job by the defense. Big punch So over that- the top. How's he going to follow this one? Ah, bello, bello, c'è. Bella scavata mascio. Bella scavata mascio. Just misses there with Vai. Mi pressavo. mixes it up nicely in terms of staying heavy and Mi also pressavo. big shots exchanged in the pocket Vai. there. 50 total strikes and now landed for Piaciuto un bar. and now his opponent in a world of trouble. Such a sneaky Boh. Did not recognize it, was coming high, and now he's got him hurt bad. Oh! He's hurt. Oh, non andiamo in terra, Sparta, non andiamo. Secures the Andiamo takedown. in terra. E ti visto che piede, porco dio. Now he's on top of him looking for the finish. Ti visto che piede, come la ragina ti visto. Basta. Oh, ma che portò. He's back here. Looks like he may try to hip escape. Posturing up now. And now the damage is about to start. Ah. Lower jaw now starting to show signs. Un po' prepotente, un bar. Minchia, oh. Man, how fun is this to watch as he continues to dole out damage with the ground. Cioè, che brani, che torna la città, dai. Guys like Mark Torna la città, guarda qui. beating people up in the ground and pound. This guy is a Piaciuto. fighter. Ah, che persino di ingugno, merda. Merda che sei. Ah, che avuto che ti ingugna, che persino di ingugno. Under 2 minutes to go. Ah, parto prima. Well, the left hook has been there a ton. Moghia. DC. He landed that massive shot. Now he needs to try to find the next Merda che sei. follow-up shot that will finish the fight. Merda che sei. Ah no, che cazzo faccio magari come scopri questa maniera? Sogno un pazzo. He's hurt real bad. That punch landed in the perfect spot. Nice connection with a punch there. It's hard to recall a time in the past that his boxing looked this sharp. He's never looked this good. He's got to be careful dipping his head and throwing that jab. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. Ehi. Torna questo cazzo di cringe. Cazzo di merda. Here, the dirty boxing is there. Cazzo di merda che non si auge. Fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. Final minute. Cazzo di merda. Oh, ne andiamo in terra, ne andiamo. Okay. Vai. Okay, well, thank you. Ciao Salvo. Bye. Ciao, grazie Bare. Up here, but he is on wobbly legs. Beautiful strike. Oh, big left hook there. Ai, merda. Sbagliai dopo. Timely defense there. Huge block for him. Wow. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press it. He's got to go chase that finish down now. Every time these guys come together. Ha rotto i coglioni, ha rotto un bar. Ha rotto i coglioni. Timing the shots pretty well here. Ah! He's doing Dai, a great job of mixing things up. Keeping busy. Morto Erodo morto. Nicely done there as he forces the miss from Sì, è morto. Manco sai, manco tu come fai a essere vivo ancora, un bar. He's very comfortable. La ringrazio che sennò... Mi sono fatto Xbox Game Pass Ultimate, bravissimo, con pochissimi soldi c'hai un catalogo sterminato di tutto quello che vuoi. Punching acumen by that fighter in that previous. Ciao un bar, buonanotte, ne sentiamo domani. Io quasi tutti i giorni sono in stream, un bar. Facebook, Twitch, YouTube, Rete Unificata come un papa. Ciao, a domani. And it showed him. Hai fatto benissimo, Mago, a voglio giocare. Second round here. Nice punch lands over the top. Minchia, mi fotteo. What a beautiful Sono un coglione.
Sono. Abbiamo attento, io camera. Anche sempre mi vado a scoprire da così vicino. Sogno un guglione di muro, ecco. Facevano ammazzare e facciamo prima. Vaffanculo, porco Dio. Dio porco. Match mi ingiudo. Forza Horizon non ho mai provato. UFC 3 è bello, io ho cominciato a giocarci con quello, anche se il gioco a terra su UFC 3 è molto più complicato di come è fatto qua. MotoGP che ho provato in questi giorni e mi ha piacevolmente colpito. Dio porco. Mi c'hanno un nervoso, porco Dio. Che ore sono? Mi sa che stacco qua, ragazzi. Ancora da vedere, vediamo. Dai, diciamo abbastanza equilibrato alla fine, Primo round 10-8 per me. Dai, Dio maledetto. Ma se si fa il ritorno, allora se si fa ristuccare il ritorno, ok, se no stacco, ma non penso, già è andato a festeggiare sto figlio di puttana. Porco Dio. Oddio, quando ero più ragazzo, sì, ci giocavo ai giochi di macchine, Gran Turismo, che ti devo dire, Need for Speed, Burnout Paradise, per citarne alcuni. Ultimamente a cosa ho giocato? Formula 1 2019, lo comprai pure. Però non sono, oddio, un fissato di macchine o robe del genere. Dio Cristo. Va bene ragazzi, vado a letto, perlomeno vado a letto. Vado in cucina, mangio qualcosa, sto guardando su Netflix Versailles. Insomma, tutta la storia reale francese, Re Sole, Luigi XVI, come minchia si chiamava, non mi ricordo. Molto bello, molto interessante. Il tizio con la maschera di ferro, insomma, perché è cresciuto a... come si dice? A pane e d'Artagnan, come noi. No, scaduto il pass i giochi non rimangono. Però ti posso dare una dritta se vuoi. C'è gente che con 100 euro tipo c'è il pass per 2 anni. Praticamente se tu compri abbonamenti Xbox Live, quelli diciamo solo per poter giocare in multiplayer, quei 2 giochi al mese che ti mettono a disposizione, non lo so, ne compri 12 mesi per dire, che ti viene a costare molto meno, ti viene a costare tipo la metà di quanto costa il Game Pass completo, quello di adesso, diciamo, no? Poi con un solo euro in più al mese ti fanno convertire quei 12 mesi che tu c'hai di live in Game Pass Ultimate e ci vai a risparmiare un sacco di soldi. Però no, comunque i giochi non rimangono. Oddio, la spesa è veramente anche a prezzo pieno. Cioè per uno che gioca, ok? Per uno a cui piacciono i videogiochi, non per uno che gioca solo a FIFA tutto l'anno per dire basta. Ma per uno insomma a cui piace cambiare, a cui piace provare diverse cose senza dover andare a spendere 3 volte 40, 50, 60, 70 euro addirittura, cioè anche a prezzo pieno comunque è un affarone, cioè costa quanto un Netflix, voglio dire, lo paghiamo Netflix perché ci piacciono le serie TV, perché non pagare il pass? E poi ripeto, le offerte veramente tante, per i nuovi arrivati i primi 3 mesi 1 euro, non 1 euro al mese, 1 euro i primi 3 mesi, cioè proprio veramente una cosa simbolica, ma chi lo prova ci rimane perché voglio dire, non è come il PlayStation Now o altri servizi così, diciamo, è veramente unico nella quantità, ma soprattutto anche nella qualità dei giochi che ci sono dentro, perché noi c'è solo immondizia. Cioè, mettendoci solo immondizia si faceva subito una cosa del genere, anzi ne esistono già servizi del genere, ma c'era solo immondizia dentro. Qua ci sono un casino di AAA, tutti i giochi Microsoft escono al day one anche sul pass, cioè è pazzesco, è pazzesco. Pacchiedama. Abbiamo fatto un cazzo oggi. Va bene, Agostino.
Ti auguro una buona notte con la bimba e ci becchiamo, che ti devo dire, domani notte per la poppata della notte, appunto. Tu prendi il live, no? E poi ti dovrebbe apparire l'offerta di convertire il live in Xbox Game Pass, cioè praticamente quando ti scadrà sto mese, invece di rinnovarlo, per esempio, togli la fatturazione, come cazzo si chiama, ricorrente. Quando scade ti vai a comprare il live, quello 6 mesi, 12 mesi, fino a 24 mesi lo puoi fare, fino a 24 mesi. Poi peraltro se compri pacchetti da 12 mesi per esempio di live ti viene a costare molto meno del live a livello di costo mensile, ecco, se lo dovessi comprare come mese singolo. E già lì c'è altro risparmio, che ti devo dire, metti che 12 mesi sono 60 euro il live, mettiamo, ok? Con altri 12 euro arrivi a 72 euro, con 72 euro ti sei fatto un anno di live, invece di spenderne 130-140, ecco, vai a risparmiare il 50%. E poi voglio dire, su Xbox, intanto se c'hai il PC, lo stesso abbonamento lo puoi utilizzare sia su PC che su Xbox, numero uno. A parte si può fare anche l'abbonamento condiviso, perché se tu dai il login del tuo account a un amico, basta che ci sia anche il tuo account, diciamo, inserito sulla sua console, e lui con il suo account può giocare a tutti i titoli Game Pass sfruttando il tuo Game Pass. Insomma, se ne posso fare di cose. E poi dicevo, ci sono anche codici seriali, sia su PC, vabbè, quello da una vita, ma anche su Xbox. Il risparmio è veramente notevole in confronto, insomma, agli account condivisi che devi andare a comprare su PlayStation, per esempio, per risparmiare qualcosa. No, nel live non è compreso anche il pass. Nel Game Pass Ultimate è compreso anche il live. Anzi, nell'Ultimate c'è compreso il live, il pass per console, il pass per PC, anche l'xCloud se vuoi giocare da cellulare, tablet in streaming, e basta, credo. Impareggiabile come servizio. Cioè, io ho comprato 6 Xbox perché c'è stato un periodo che hanno fatto tipo delle offertone, tipo un anno fa, una cosa così, che davano 100-120 euro nuove, non usate, nuove, da Euronix, che ti devo dire, MediaWorld, GameStop, così. Ne ho presi 6 perché avevo una piccola sala giochi all'interno del mio negozio, diciamo così, con 5 postazioni Xbox e 2 PC. Ho una schedina con il Live Gold, un mese mi pare. Sì, ma ti conviene però, cioè, ti conviene decidere cosa vuoi fare e farlo tutto la prima volta, nel senso, voglio farmi 12 mesi di live e risparmiare il 50%, compro un pacchetto da 12 mesi, oppure voglio fare solo i 6 mesi, compro un pacchetto da 6 mesi, oppure voglio fare solo 3 mesi, compro un pacchetto da 3 mesi, poi quello lì ce lo aggiungi pure e alla fine converti tutto quanto, perché la conversione non so se te la fa fare più di una volta poi. Fino a poco tempo fa si poteva fare tranquillamente, poi ovviamente prima di procedere verifica tutto quello che ti sto dicendo, non vorrei che sta cosa l'hanno stoppata, ma non c'è stato non era un trucco o qualcos'altro, era progettato così già da Microsoft. Wow. The power of the internet. Prego, ragazzi, buonanotte, ci becchiamo tomorrow.